Amici di Directa Sport e Sardegna Sport, un cordiale buonasera dal Pala Esperiel, giorno di gara 2 della finalissima del campionato di Serie C Silver. Sustentus Estu e i padroni di casa dell'Esperia Cagliari, partita che potrebbe già eleggere quest'oggi, dopo la vittoria del Sustentu in gara 1, il campione regionale. Questa è una partita importantissima che andiamo a presentare con un ospite d'eccezione, Bruno Perra, presidente del comitato FIP regionale, a cui vado a chiedere insomma le sensazioni. Manca pochissimo alla palla 2, mi pare che abbia avvertito già un po' le squadre, insomma abbiamo letto la tensione nei volti dei ragazzi che stanno per scendere in campo. Prima di tutto buonasera a tutti. Sì, credo che la partita sia molto importante per entrambe le squadre, perché oggi si potrebbe decidere, diciamo, la vincente del massimo campionato regionale. Abbiamo visto all'andata che è stata una partita bellissima, finita dopo 2 supplementari, credo che sia stato uno spot per la pallacanestro positivo. Speriamo che stasera sia lo stesso e che vinca il migliore. Uno spot per la pallacanestro, come ha detto giustamente. Abbiamo già visto la finale del campionato di Serie B femminile, per rimanere insomma in ambito regionale, un successo incredibile di pubblico. Questa finale ma al maschile uguale, insomma il basket sardo a questi livelli offre sempre degli spunti importanti. No, sinceramente c'è grande entusiasmo attorno al nostro movimento. Io vedo tutti i campi obiettivamente dove c'è una grande risposta da parte del pubblico. Addirittura ora in contemporanea si giocherà anche a Sassari la finale Under 20, dove all'andata, anzi si giocherà la terza partita, dove domenica dopo la partita della Dinamo c'è stato il pienone nel campo delle piscine, quindi grande entusiasmo anche per un campionato giovanile. L'altra sera San Salvatore Virtus è stato lo stesso, un altro pienone, quindi mi sembra che attorno a questa disciplina ci sia veramente grande entusiasmo, grande interesse e noi siamo contenti per questo. Queste due squadre andranno a rappresentare la Sardegna, Cagliari e Interland, insomma in ambito nazionale. Secondo lei sono in grado di attaccare quella Serie B che Cagliari ha lasciato purtroppo l'anno scorso con la retrocessione dell'Olimpia? Ma sicuramente sì, non si conoscono bene i valori degli avversari, perché sapete benissimo che quando vai a fare una seconda fase, una fase interzonale, ci sono sempre chiaramente degli imprevisti, però credo che queste due squadre hanno l'esperienza, hanno anche l'intelaiatura, secondo me, come roster che possa avere questa ambizione. Non sarà facile, sarà molto difficile, perché andranno a scontrarsi contro la prima della Toscana, contro la prima delle Marche, insomma contro squadre che hanno chiaramente grande tradizione e hanno grande voglia di arrivare in Serie B. Però loro hanno fatto un campionato splendido tutti e due, quindi penso che possano anche loro ambire a poter arrivare a questa promozione che tutti chiaramente ci auguriamo. Tutti speriamo anche di veder sbocciare dei giovanissimi talenti sardi, però gara 1 a fare la parte da leone sono stati da una parte Maurizio Pedrazzini 28 punti, dall'altra parte Nicola Elia 25 punti, due parole su di loro non si possono che spendere. No, io personalmente ho un affetto speciale nei confronti di questi due ragazzi, perché sono due ragazzi che ho allenato, che sono cresciuti con me e quindi ho un affetto obiettivamente forte. Mi complimento con loro, perché nonostante l'età stanno dimostrando di essere persone molto serie, dei professionisti che anche scendendo di categoria stanno cercando sempre di dare l'esempio e lo stanno dimostrando. È chiaro che ci sono anche altri ragazzi che meritano di avere dei palcoscenici importanti e che oggi possono sicuramente rendere e fare qualcosa di interessante. In ambedue le squadre ci sono dei ragazzi secondo me promettenti che possono anche ambire a giocare in categorie superiori. Ultimo tema che andiamo a toccare è quello arbitrale. Coach Marco Sassaro, presentando la partita di quest'oggi, ha detto: gara 1 è stata bellissima, anche perché gli arbitri hanno interpretato bene lo spirito del gioco, hanno aiutato le squadre a produrre una partita spettacolare, per cui anche gli arbitri durante questi playoff soprattutto, a mio avviso, vanno elogiati per quello che hanno fatto. Ma gli arbitri con me vanno sempre elogiati, perché arbitrare è difficilissimo. Arbitrare la pallacanestro, che è uno sport molto veloce, uno sport di contatto, non è semplice.
Quindi chiaramente sentire che le squadre sono contente dell'arbitraggio non può che farmi piacere. Io credo che gli arbitri non decidono mai una partita, la decidono sempre i giocatori. Infatti se voi vedete, se nella scorsa partita qualcuno avesse segnato dei tiri liberi avrebbe vinto l'uno o l'altro a prescindere dall'arbitraggio. Quindi io faccio anche agli arbitri il mio più grande in bocca al lupo e credo che per quanto mi riguarda che anche il loro lavoro quest'anno sia stato eccellente. Grazie mille allora al presidente Bruno Perra. Lo lascio andare a raggiungere la sua postazione. A fondo campo assisterà a questa importantissima partita. Il Pala Esperia è già pieno, entusiasmo incredibile. Mancano 6 minuti e mezzo alla palla 2. Allora ci andiamo a prendere una piccolissima pausa con il nostro Alberto Tosini che curerà le immagini e la parte tecnica della diretta. Noi ci risentiamo pochissimo prima della palla 2 di questa partita. Nuovamente in diretta dal Pala Esperia di Cagliari, sta per iniziare gara 2 della finale del campionato di Serie C Silver. Esperia Cagliari su Stentu Sestu, una partita che andrò a raccontarvi in compagnia di Mauro Farris. Buonasera Mauro. Allora, buonasera a tutti. L'immagine più bella e che dimostra in qualche modo la fame di basket che c'è qua a Cagliari, a vedere questa palestra riportata a lucido dal presidente Giovanni Zucca, davvero così gremita in ogni ordine di posto. Anche noi facciamo fatica a dare immagini, faremo fatica a dare immagini di qualità perché siamo davvero in un triangolo. Siamo assolutamente stipati in un angolino e non sono bastati i posti a sedere dell'impianto rinnovato dell'Esperia per accogliere tutte le persone che avrebbero voluto vedere questa partita, la partita che nel frattempo è iniziata. E allora il Sustentu Sestu schiera in campo Mirko Pilo, Nicola Elia, Gianmarco Fois, Mauro Passaretti e Mauro Graviano. Dall'altra parte per l'Esperia Cagliari ci sono Francesco Musiu, Jonathan Putignano, Andrea Spampinato, Maurizio Pedrazzini e Matteo Salone. Mauro, ti vado a coinvolgere subito su un tema importante. Come avrai notato, insomma, Maurizio Pedrazzini ha una vistosa fasciatura alla gamba, sta giocando con uno stiramento. Un giocatore normale avrebbe impiegato almeno 2 settimane per recuperare, lui ci ha messo invece 2 giorni, sta giocando sostanzialmente infortunato, però non ha voluto mancare. Non poteva mancare Pedrazzini, anche perché è l'ago della bilancia insieme ad Andrea Spampinato di questo match. Io sono curioso su un aspetto, veniamo da 2 gare, quella tra Nulvi e Antoniano e la prima gara 1, quella tra Sustentu e Speria, in cui ci sono state grandiose rimonte. Sono curioso di capire che cosa potrà succedere, perché statisticamente una terza volta in cui una squadra rimonta e vince la vedo un po' difficile, insomma. Andremo a vedere allora come si evolverà questa partita, che per il momento non ha visto ancora un canestro. 0-0 il punteggio, con Putignano che va a sfidare Fois usando il fisico. C'è il fallo della difesa secondo il signor Farneti di Quartus Sant'Elena, che dirige questo incontro assieme a Giovanni Luca Pin di Elmas. Primo fallo dunque di Gianmarco Fois, rimessa dal fondo in favore dell'Esperia, che manda a rimettere Matteo Salone, rimessa dal lato, anzi in favore della compagine granata. 8:40 al termine del primo quarto, esce fuori dai blocchi e riceve Musiu, sporca il pallone Mauro Graviano che poi lancia in contropiede. 1-0, Gianmarco Fois, arriva allora il primo canestro di questa partita, lo realizza Gianmarco Fois. Sì, un gran canestro. Graviano dimostra di essere abbondantemente in palla, del resto perdere un pallone lì in punta è molto complesso con un giocatore come Graviano che ha le mani e le braccia per dare un pallone teso deciso in contropiede. Ha le braccia anche Jonathan Putignano, braccia forti ovviamente per andare dentro, per usare il fisico nel pitturato. Qui arriva un altro fallo da parte della difesa, è già il secondo nel corso di questo primo quarto per il Sustentu Sestu. Stavolta sì, la rimessa è dal fondo, se ne incarica Andrea Spampinato, dà un'occhiata dentro l'ex giocatore del Sustentu, poi palla fuori per Putignano, arresto e tiro vincente. Allora arriva puntuale anche il primo canestro dal campo per l'Esperia. Sì, un'altra curiosità, un dato potrebbe essere quello di capire, è una mia curiosità, come avrà Roberto Fioretto ricaricato moralmente i suoi, perché insomma soltanto 2 giorni fa ci sono stati addirittura 20-23 punti di vantaggio nei primi 2 quarti, poi subito recuperati dal Sustentu. Insomma, dal punto di vista del morale, della prontezza mentale, è stata una bella batosta. Qui Passaretti prima sbaglia da sotto canestro, poi è Caparbio, recupera il rimbalzo e realizza il punto del 4-2 in favore del Sustentu. Dall'altra parte Musiu in mezzo alle gambe, fuori per Putignano, su di lui la difesa di Gianmarco Fois che va a prendersi lo sfondamento sulla partenza di Putignano. La
scelta arbitrale è quella del fallo in attacco e allora arriva anche il primo fallo nel corso del primo quarto nelle fila dell'Esperia. Mauro, come hai visto insomma questa situazione? Ma insomma mi è sembrato non lestissimo nel battere in palleggio il difensore, un concorso di colpe, in questo caso forse il fallo però c'era. Interessante l'accoppiamento tra Putignano e Foyce, due giocatori che possono far pendere l'ago della bilancia da una parte e dall'altra usando il fisico. Già in gara 2 il duello tra questi due giocatori era stato molto interessante, molto avvincente e Putignano nel corso di questi primissimi minuti di partita spesso e volentieri è andato ad attaccare dal palleggio il suo diretto avversario. 7 minuti e 33 ancora da giocare nel corso del primo quarto, pausa della partita 4-2 Accademia. Mauro, arriviamo da una giornata già molto intensa per quel che riguarda Directa Sport e Sardegna Sport. Un pizzico di autocelebrazione, Bosa Carboni alla finale di Coppa Italia delle promozioni di calcio insieme a Sustentu ci sta regalando l'approdo in oltre 2500 PC, insomma sono numeri importanti ovviamente che vanno a combaciare con quelli che sono l'epilogo in qualche modo dei maggiori eventi sportivi regionali del momento. Una soddisfazione anche per noi, insomma i due maggiori eventi sportivi in Sardegna della giornata ve li stiamo offrendo, ve li abbiamo offerti per ciò che riguarda la partita di Bosa. Intanto è arrivato un altro, la partita di Oristano ovviamente con il Bosa che ha vinto la Coppa Italia di promozione. Seguiamo intanto la partita con Putignano che ha sbagliato dalla lunga distanza percentuali piuttosto basse e questa è già una differenza importante rispetto a gara 1 dove si era partita sprombattuto dopo pochi minuti 21-4 in favore dell'Esperia. Rivedere una squadra come l'Esperia che in trasferta tiene quelle percentuali mi sembra piuttosto complesso. Sustentu in questo caso sta cercando di giocare in maniera equilibrata. Un altro confronto curioso che sono voglio vedere un po' come andrà a venire in questo caso. No, sembrava vinto da Spampinato il match proprio tra Spampinato e Pilo, perché nell'essere così un po' sornione, molto diverso come giocatore, vedete adesso la penetrazione di Pilo può creare delle problematiche. Fino al capolinea Mirko Pilo in penetrazione e stavolta il vantaggio iniziale sorride al Sustentu sul 9-2, 6 minuti al termine del primo quarto con il passaggio consegnato di Pedrazzini per Spampinato, ancora le braccia di Pilo a intercettare il pallone, taglia Foyce, non riceve, arresto e tiro di Pilo, corto però allora rimbalzo da parte di Spampinato. Sustentu che è partito molto forte nel corso di questa partita contrariamente a quello che era stato in gara 1, qui arresto e tiro da parte di Musiu, sfortunato in questo caso il playmaker dell'Esperia, recupera il rimbalzo Nicola Elia che lo porta con calma in zona offensiva, prova a battere dal palleggio Salone che però tiene la posizione difensiva, allora va a spalle a canestro Nicola Elia, prende il centro dell'area, lo scarico fuori con qualche difficoltà all'indirizzo di Mauro Graviano. 7 secondi per il tiro del Sustentu, Graviano prova a mettersi in proprio, arresto e tiro ancora corto, sale a rimbalzo Passaretti, non controlla, finisce a terra Graviano dopo il recupero, ancora un possesso per il Sustentu che ora si affida alle mani di Nicola Elia. 6 secondi allo scadere del cronometro di 24, Elia dalla lunghissima distanza, tabellata, ancora extra possesso, arresto e tiro allo scadere di 24, ancora con Nicola Elia, poi Musiu addirittura in mezzo alle gambe di Foyce, ancora Musiu dietro la schiena per Pedrazzini, prova la penetrazione Pedrazzini che appoggia a canestro, si interrompe così una fase di partita davvero accesa. Due ingredienti questi primi 5 minuti, sarà per il gran caldo che c'è qua sul parquet di Via Pessagno, ma soprattutto perché le squadre arrivano da 2 giorni di scarico dopo, ricordiamo, 2 tempi supplementari in gara 1 giocata domenica. Io le vedo piuttosto stanche e questo forse dimostra i tiri con le gambe scariche che abbiamo visto, i 3 o 4 in precedenza. Squadre stanche, allora gli allenatori corrono ai ripari, primo time out della partita e anche noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa. Può riprendere il gioco al Pala Esperia di Cagliari, 9-4 il punteggio in favore dell'Accademia, 4-20 al termine del primo quarto. Musiu a gestire questo possesso offensivo per la formazione granata, Spampinato prova a uscire dai blocchi, va a prenderlo Nicola Elia, poi si smarca in post Putignano che ora riceve contro la difesa di Mirko Pilo, arresto e tiro di Putignano, corto rimbalzo di Foyce che consegna il pallone all'indirizzo di Mauro Graviano. Mauro Graviano accelera, dà in un angolo all'indirizzo ancora di Mirko
Mirko Pilo prende il centro dell'area, sbaglia, prova in tap-in Passaretti a correggere, non riesce però nel suo intento, e allora il possesso dell'Esperia con Musiu in ritmo dalla lunga distanza. Musiu sbagliato però anche in questo caso, altro rimbalzo di Passaretti. Parlavamo in precedenza delle percentuali, Mauro, molto basse in questo inizio di partita da una parte e dall'altra, soprattutto dalla parte dell'Esperia. L'ho detto e lo ripeto, partita completamente diversa, percentuali monstre in gara 1, gambe scariche, se vogliamo anche tiri molto fuori ritmo, come questa tripla ultima che abbiamo visto, tanti palloni intercettati come in questa occasione. Sarà una gara a mio parere sulla tenuta fisica e mentale, ma soprattutto fisica. Tanto Pedrazzini, ti chiedo, ti sembra un giocatore che sta accusando uno stiramento? A me no, sinceramente. Ma paradossalmente con ritmi più bassi quello che ne può avvantaggiarsi molto soprattutto è Pedrazzini, perché ha tecnicamente qualcosa in più rispetto agli altri. Attacca il Sustentu con Fois fuori da Passaretti, fronte a canestro, palleggia e allora Pedrazzini gli sporca il pallone, ma solo per un attimo. Graviano dal palleggio contro Musiu, va dentro, usa il fisico e riesce a portare a casa un fallo importante, fallo commesso da Francesco Musiu. 2,54 al termine del primo quarto, -3 Esperia, 6-9 il punteggio. Ritmi bassi, come abbiamo detto in precedenza, squadre un po' stanche. Allora arrivano i primi cambi con Villani e Edoardo Melis in campo. Per il Sustentu sono usciti Mirko Pilo e Mauro Passaretti. Dall'altra parte esce, va a respirare un pochino anche Andrea Spampinato. Al suo posto in campo nelle fila dell'Esperia c'è Francesco Vaccargiu. Intanto Mauro Graviano è pronto in lunetta, manda a referto il primo libero, permette allora al Sustentu di allungare fino al +4, 10-6 il punteggio. Ancora una chance a cronometro fermo per Mauro Graviano, 2-2 per lui, 11-6 il punteggio. Un bel segnale questa precisione dalla lunetta da subito di Mauro Graviano, ricordiamo protagonista del 3-4 che ha portato 2 volte in parità il Sustentu e che ha permesso di giocarsi il match sino alla fine. Vaccargiu va dentro, la buona difesa di Villani, allora si torna fuori con Putignano, RS e tiro contro Nicola Elia, il pallone che viene sputato dal ferro, si lotta sul pallone vagante, va a terra Gianmarco Fois che sosteneva di non aver toccato per ultimo il pallone. Il signor Farnetti di Quartus Sant'Elena però è irremovibile, assegna la sfera all'Esperia che potrà rimettere da fondo campo con Francesco Vaccargiu. Il gioco di blocchi a smarcare Pedrazzini, subito il tiro dall'angolo in uscita dai blocchi, ancora a segno Maurizio Pedrazzini, canestro molto importante, canestro del -3 Esperia, 2:20 al termine del primo quarto di gioco. Qui palla persa sul tentativo di scarico di Graviano all'indirizzo di Edoardo Melis, si lotta a terra ancora sul pallone vagante, ancora una volta c'è Fois a terra e il pallone che viene assegnato al Sustentu che ha pronto un altro cambio. Torna Davide Melis che aveva saltato gara 1 per un problema influenzale, torna in campo, va a respirare in panchina Gianmarco Fois. Rimessa come detto assegnata al Sustentu, 13 secondi per il tiro dei Pirati, conciliabolo con Capitan Fabio Villani e uno degli arbitri, in particolare Simone Farnetti di Quartu Sant'Elena. Tema arbitrale molto interessante, ne abbiamo parlato anche nella copertina di presentazione del match con il presidente del comitato della FIP regionale Bruno Per. Arbitri che si sono assolutamente ben comportati in gara 1. Ciò che importa probabilmente, Mauro Farris, non sono gli errori arrivano tanto più insomma a un livello come quello della Serie C dove sbagliano tutti, compresi allenatori e giocatori. Quel che importa è avere un atteggiamento positivo rispetto all'arbitraggio, rispetto ai giocatori in campo che devono essere gli unici protagonisti dei 40 minuti. Atteggiamento positivo che sia o meno caratterizzato dal dialogo, perché ci sono anche le diverse personalità. C'è il direttore di gara che ha piacere di colloquiare con gli allenatori, c'è quello invece che non ne vuole sentire proprio e decide. Io penso che l'aspetto importante sia soprattutto iniziare e finire con lo stesso metro da una parte e dall'altra, questo fa la vera qualità. La coerenza innanzitutto è importante quando si parla di arbitraggi. Intanto torniamo a seguire la partita perché c'è una bellissima iniziativa personale da parte di Francesco Vaccargiu che realizza e porta l'Esperia sul -1,
11-10 il punteggio, ci stiamo avvicinando al termine del primo quarto con il sustento in attacco. Nicole Elia in punta, sale Edoardo Melis per il pick and roll, taglia dentro Edoardo Melis, la palla ora in angolo per Graviano che va a servire, poi la ricezione spalle a canestro di Edoardo Melis, bel taglio lungo la linea di fondo da parte di Davide Melis, ma c'era infrazione di 3 secondi in precedenza da parte di Edoardo Melis, dunque palla persa da sustento. Sì, mi permette una piccola comunicazione tecnica perché ci arrivano aspetti in tal senso. Per chi ci sta seguendo dal cellulare o dal tablet potrebbe esserci qualche problema d'audio, in questo caso aggiornate il player oppure sedetevi davanti al PC perché dal PC audio e video sono perfetti. Salone in punta per l'Esperia, riceve poi Jonathan Putignano, fuori in punta c'è Pedrazzini, vuole fare tutto da solo, però Putignano che ha un notevole vantaggio di chili e centimetri nei confronti di Davide Melis. Qui arriva un canestro, un errore abbastanza sanguinoso da sotto con Salone, già ripartito Nicole Elia, il passaggio in angolo per Villani, circola velocemente il pallone nell'attacco del sustento, ora 10 secondi per il tiro con Graviano che è accoppiato con Pedrazzini, prova a batterlo dal palleggio, Graviano il tiro è corta ma c'è la correzione da sotto da parte di Edoardo Melis e allora torna sul +3 il sustento. Un passaggio in più nell'ultima circolazione, forse si poteva tirare prima, Graviano non ci è creduto, poi ha giocato l'1 contro 1 con Pedrazzini, è stato però molto bravo il lungo a recuperare il pallone mentre era dentro. Qui alto basso tra Pedrazzini e Putignano, non si intendono alla perfezione i due, allora arriva la palla persa da parte dell'Esperia, 20 secondi al termine della partita, altro time out in campo. Davide Melis ha eseguito la rimessa in direzione di Mauro Graviano che porta poi il pallone nella metacampo offensiva del sustento, il passaggio all'indirizzo di Nicole Elia e poi il pallone di ritorno ancora per Mauro Graviano, si smarca e riceve fuori dai blocchi Davide Melis, poi c'è Fabio Villani che ha un arresto e tiro che sembrava ben eseguito dalla lunga distanza, non trova però la via del canestro il capitano dell'Accademia e allora il pallone termina oltre la linea di fondo. Pedrazzini a eseguire la rimessa, il passaggio lungo, un secondo al termine del primo quarto con Vaccargiu che sfiora un canestro che avrebbe avuto del clamoroso in chiusura di primo quarto. Allora terminano i primi 10 minuti di gioco al Pala Esperia di Cagliari, il Sustentus Estu è in vantaggio sull'Esperia Cagliari con il punteggio di 13-10. Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi il secondo quarto di gioco. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Pala Esperia, rimessa da metà campo in una parte insomma del terreno di gioco ostruita parzialmente alla nostra visuale, anche quella della telecamera, dagli spalti del Pala Esperia. Ce ne scusiamo con tutti coloro che stanno seguendo la partita in diretta streaming su directasport.it, su sardegnasport.com. Attacca l'Esperia, primo attacco del secondo quarto per la formazione granata, l'errore dalla lunga distanza, lotta molto bene al rimbalzo Francesco Vaccargiu che però non riesce a tenere in gioco il pallone. Riepiloghiamo anche i quintetti che sono scesi in campo nel corso di questo secondo quarto: Mauro Graviano, Nicole Elia, Fabio Villani, Mauro Passaretti e Mirko Pilo per il Sustentus Estu, Francesco Vaccargiu, Jonathan Putignano, Francesco Musiu, Matteo Salone e Maurizio Pedrazzini invece nelle fila dell'Esperia. Qui subito un pallone molto interessante sotto canestro per Mauro Passaretti, primo passo molto rapido, Pedrazzini rimane un po' sui blocchi in questo caso, allora va a spendere il fallo sul suo diretto avversario. Altro cambio per coach Roberto Fioretto che richiama in panchina Matteo Salone, al suo posto c'è in campo nuovamente Andrea Spampinato, rimessa dal fondo appannaggio del Sustentus Estu, 9 minuti e 18 secondi al termine del secondo quarto. Passaretti in punta per Mauro Graviano, il pallone fuori dai blocchi per Pilo che ha spazio per il tiro da 3 punti, non riesce però a mandarlo a segno, allora rimbalzo da parte di Vaccargiu, già dall'altra parte l'Esperia con Spampinato che prova a battere dal palleggio Nicole Elia, il suo tiro però non è preciso, rimbalzo da parte di Spampinato e può correre il Sustento dall'altra parte con Mauro Graviano, il taglio non servito da parte di Passaretti, c'è Nicole Elia accoppiato con Putignano, tanto spazio per il tiro da fuori di Graviano, fuori ancora per Elia che si prende come il tiro dalla lunga distanza, non lo manda però a referto. Allora dall'altra parte l'Esperia con Musiu che vuole
rallentare un pochino il ritmo delle operazioni. Lontano da canestro, interessante il duello tra Pedrazzini e Passaretti. Pedrazzini prova ad andare a prendersi la penetrazione da sinistra, segna ma non c'è il canestro buono secondo il signor Farnetti di Quartu Sant'Elena. Pedrazzini che è andato a subire il fallo secondo il direttore di gara prima di iniziare il movimento di tiro, allora si dovrà accontentare di una rimessa all'Esperia. Intanto se avete dei dubbi portate indietro il cursore, rivedete l'azione. A me è sembrato in effetti una scelta giusta quella dell'arbitro, il terzo tempo non era ancora iniziato ma soprattutto il fallo era venuto prima. Fallo in attacco intanto di Pedrazzini, un blocco in movimento su Mauro Graviano, fallo dunque del capitano dell'Esperia che scuote la testa. Questo è il secondo fallo della sua partita, vedremo se coach Roberto Fioretto prenderà dei provvedimenti. Ricordiamo che mancano 8 minuti e 25 secondi al termine del primo tempo qui in un Pala Esperia assolutamente gremito in ogni ordine di posto. Qui il taglio di Mauro Graviano che però non viene servito da Villani, che cerca una difficile soluzione all'indirizzo di Mauro Passaretti. Palla persa allora dal Sustentu con la formazione granata che potrà tornare in zona offensiva. Le indicazioni di coach Roberto Fioretto, la rimessa eseguita da parte di Maurizio Pedrazzini all'indirizzo di Francesco Vaccargiu che chiama lo schema, su di lui c'è la difesa da parte di Mirko Pilo. Qui un pallone di ritorno davvero rischioso, ancora all'indirizzo di Vaccargiu, va a prendere posizione, spalle a canestro Jonathan Putignano che rimane un rebus abbastanza difficile da sciogliere per la difesa del Sustentu. Il tabellone segna 10-13 intanto, un punteggio mini basket che è l'esatto opposto di quanto è successo in gara 1, 2 errori o quasi nei passaggi nelle due azioni precedenti. Le squadre sono stanche, a mio parere è una scelta in questo momento interessante, potrebbe essere quella di ruotare al meglio il roster a disposizione. La rotazione dei roster, un aspetto questo molto interessante. Coach Marco Sassaro, lo ricordiamo, quest'oggi deve fare a meno di un giocatore importante come Alessandro Secchi che ha provato a giocare in gara 1 nonostante non fosse ancora al meglio a causa dei ben noti problemi al ginocchio destro. Ci ha provato, non è riuscito però a giocare più di qualche minuto. Non è presente quest'oggi nemmeno in panchina nelle fila del Sustentu. Intanto Spampinato da 3 punti a segno, canestro della parità a quota 13. L'Esperia per la prima volta riesce a riprendere il Sustentu nel corso di questa partita. Finalmente sembrano sbloccarsi i giochi dalla lunga distanza. Sì, con una bella circolazione, anche in questo caso Putignano forse poteva giocare in maniera personale prima, tentare lui la tripla, bravo però a trovare Putignano, piedi a terra, canestro pulitissimo. Extra possesso per il Sustentu con Fabio Villani, il passaggio all'indirizzo di Mauro Graviano che riceve da un'occhiata dentro, c'è il blocco di Nicolelia. Mauro Graviano invitato verso il centro dell'area, torna fuori Villani da 3 punti con tantissimo spazio a segno, fa esplodere la fazione di pubblico sestese, nuovo vantaggio del Sustentu, stavolta sul 16-13. Spampinato vuole rispondere, pan per Focaccia, trova però solo il tabellone. Villani deraglia un po' con il pallone in mano, c'era il fallo della difesa probabilmente, è così. Sì, fallo su Villani, in questo caso un po' troppo, forse carico dalla tripla precedente, partito in transizione senza aperture, insomma, fallo ci sta. 16-13 come dicevamo il punteggio, parlavamo nel corso del primo quarto delle basse percentuali, hanno voluto smentirci da una parte Spampinato, dall'altra Villani a cui è stato concesso tantissimo spazio per il tiro da 3 punti, l'ha mandato a segno, può essere un fattore importante questo per il Sustentu. Il tiro dalla lunga distanza da parte di Villani che nel corso di gara 1 non è riuscito a trovare la misura dalla lunga distanza, ha chiuso solamente con 2 punti a referto. Ora è tutto pronto per la ripresa del gioco, rimessa dal fondo in favore del Sustentu, se ne va a incaricare proprio Capitan Villani che dà un'occhiata, serve Passaretti, poi fuori in punta per il nuovo entrato in casa Sustentu, si tratta di Gabriele Calandra. Poi la circolazione perimetrale, step back di Mirko Pilo, il suo marchio di fabbrica, lo ha dimostrato ancora una volta, canestro del più 5 Sustentu sul 18-13. Prima hai detto Villani non aveva trovato le triple in gara 1, con lui tutta la squadra, soprattutto nella fase iniziale, continua a essere incisivo e non a caso Sassaro gli ha dato qualche minuto di pausa, il poco apporto offensivo dato da Graviano.
Graviano che non ha nel tiro dalla lunga distanza una delle sue dimensioni maggiori, piace a Graviano insomma soprattutto andare in penetrazione, sta ben attenta alla difesa di coach Roberto Fioretto a non concedergli questo tipo di soluzioni. Intanto è arrivata un'altra palla persa dall'Esperia che ora, lo ricordiamo, deve inseguire 5 lunghezze di svantaggio, 18-13 il punteggio in favore del Sustentu che attacca molto bene, ancora con il gran passaggio di Mirko Pilo per il tiro di Passaretti, anche le doti di passatore insomma da parte di Mirko Pilo, secondo me fino a questo punto della gara l'MVP del match. Sì, prima un canestro pulito, come hai detto tu, poi adesso punta il canestro, invece passaggio Luluc scarica per il compagno, due belle azioni. Come ho detto prima, l'essere così sornione, la sensazione di non essere rapido è solo una sensazione, perché Pilo è presente e si fa ben sentire. Putignano in panchina, animi che si riscaldano in casa Esperia. Coach Roberto Fioretto deve ricorrere a tutta la sua diplomazia per provare a chiamarlo e arriva il fallo tecnico da parte del signor Pinna di Elmas. Una scelta questa, Mauro, che non so insomma leggere molto bene. Putignano era in panchina, era sotto le mani di coach Fioretto che stava provando a calmarlo. Che senso ha andare a combinare un fallo tecnico a questo, insomma, in una situazione di questo tipo? Intanto forse il tentativo di far capire ad entrambe le compagini che non si può osare, che non si deve protestare, e se vogliamo un tecnico adesso fa sicuramente meno male di quanto potrà fare magari nell'ultimo quarto, negli ultimi minuti del match. Canestro intanto dalla lunetta per il Sustentu che allunga allora il vantaggio, ora si fa consistente, più 8, 21-13 il punteggio, esce lì, torna sul parquet Gianmarco Fois. Putignano in precedenza si era calmato, insomma adesso ha preso posto in panchina, osserva il match. Rimessa dal lato, quindi possesso aggiuntivo in favore della compagine sestese, con Mauro Graviano che è pronto a ricevere la rimessa. 5:50 per chiudere il primo tempo. Graviano fuori all'indirizzo di Villani, ora fuori dall'altra parte per Mirko Pilo. Intanto Mauro, difesa a zona dell'Esperia che paga subito dividendi. Sì, difesa a zona dell'Esperia che si dimostra molto reattiva soprattutto sotto canestro, recuperando questa palla, ma soprattutto per provare a recuperare anche un po' fisicamente. Intanto arriva un time out. Arriva un time out, il punteggio è di 21-13 in favore del Sustentu Sestu, 5:38 al termine del secondo quarto. Rimessa dal fondo di Villani all'indirizzo di Mirko Pilo che torna poi dal suo capitano, allora Fabio Villani, ancora per la guardia sassarese, importante in questo avvio di partita e protagonista anche in gara 1 con 16 punti a referto. Qui molto forte la difesa su Mauro Graviano che ha difficoltà nel trovare un varco, lo trova poi all'indirizzo di Fabio Villani che qui è sfortunato dalla lunga distanza, non controlla Pedrazzini sul pallone vagante. C'è tanto per cambiare, Mirko Pilo che garantisce un ulteriore extra possesso al Sustentu, palla in angolo per Pilo, primo ferro per lui, si lotta a rimbalzo con Puis che si è andato ad allacciare con Pedrazzini, lanciato in contropiede Orru, sbaglia, ultimo tocco a rimbalzo da parte di Spampinato. Sempre 21-13 il punteggio, la partita segue più o meno lo stesso canovaccio, tanta intensità, tanti errori, sensazioni insomma di stanchezza da entrambe le parti. Errori che fanno parte della pallacanestro da una parte e dall'altra, anche perché due scelte offensive in gran velocità, soprattutto l'ultima con il rientro prepotente della difesa del Sustentu, e dunque insomma due errori che ci stanno. Graviano all'indirizzo di Nicola Elia. Nicola Elia chiude il palleggio, trova il passaggio all'indirizzo di Fois, rischia la palla persa il Sustentu, riesce però a recuperare il pallone vagante Elia che fa circolare all'indirizzo prima di Graviano, poi di Mirko Pilo, arresto e tiro dopo la finta sontuosa ancora da parte di Mirko Pilo. Stavolta arriva l'errore da parte dell'ex giocatore del Sant'Orsola Sassari. Dall'altra parte Vaccargiu, il blocco di Pedrazzini, Vaccargiu sullo show difensivo da parte di Passaretti e poi il pallone fermo però per Spampinato che si deve inventare qualcosa. 8 secondi, prova a prendere il centro dell'area Spampinato, circola il pallone per Salone, poi ancora Spampinato, ancora un passaggio, un secondo al termine del cronometro dei 24, ci ha provato Vaccargiu allo scadere dei 24 secondi. Si allacciano ancora
a rimbalzo Pedrazzini e poi stavolta il fallo è stato commesso dal giocatore del Sustento. Tentativo di tagliafuori che poi è tracimato in qualcosa di lotta libera. assolutamente sì su Pedrazzini, ma insomma anche dal punto di vista del peso, della tenuta fisica, spostare, tenere dietro Pedrazzini non è cosa facile. Rimessa in attacco per l'Esperia con Andrea Spampinato fuori all'indirizzo di Maurizio Pedrazzini, il giro sul perno di Pedrazzini che prova a liberarsi dalla guardia di Edoardo Melis. È arrivato un errore però da parte del capitano dei Granata, lo scarico di Graviano fuori per Foix dalla lunga distanza, non trova la giusta misura, allora riparte a tutta velocità Vaccargiu, qui gran difesa secondo me da parte di Pilo che induce all'errore il giocatore dell'Esperia. Elia trova uno scarico per Pilo da 3 punti, Mirko Pilo assegna, fa esplodere il Pala Esperia e allora più 11 su Stentu ora sul 24-13. Canestro importante di Mirko Pilo senza nessuna espressione, senza alcuna mimica, pulito e tranquillo. Orru per l'Esperia sulla difesa forte da parte di Mauro Graviano. Vaccargiu prova a inventarsi qualcosa dal palleggio, scarica in un angolo molto bene per Spampinato da 3, importante anche Andrea Spampinato che risponde e tiene in linea di galleggiamento l'Esperia. Pilo da una parte, Spampinato dall'altra. La volta scorsa Pedrazzini ed Elia nella parte iniziale del match, ci sono tutti i presupposti per divertirsi. Ancora Pilo pensa per un attimo al tiro da 3 punti, preferisce poi la penetrazione, lo scarico ancora per Graviano che ha qualche difficoltà nel tenere lì il pallone, lo scarico poi per Foix a rischio infrazione di passi, Foix arresto e tiro sbagliato, rimbalzo lungo controllato in qualche modo da Pedrazzini che poi si lancia in contropiede, Vaccargiu contro la difesa di Elia, la palla fuori per Orru, poi Spampinato, gran finta di Spampinato che prende il centro dell'area, sbaglia però la conclusione da sotto sul pallone vagante, c'è Salone, il tiro di Salone ancora un errore, fischio arbitrale per sanzionare. Vediamo chi. Mauro, forse tu sei riuscito a capire, anzi mi fai ampi cenni di no, non sei riuscito a capire quale è stata la ragione di questo fischio da parte degli arbitri. Il Sustentu potrà ripartire con una rimessa dal fondo di cui si va a incaricare Nicolelli a cambi con Limbardi che rileva Maurizio Pedrazzini che dunque va a prendersi un po' di riposo. Mauro, scorrendo indietro il cursore, sei riuscito a capire, insomma, con una sorta di replay cosa era successo in precedenza? Mi sto prendendo 2 minuti perché ci sto arrivando. Io a naso ho avuto la sensazione che non ci sia stato nessun colpo, mi è sembrato abbastanza plateale il gesto di Spampinato che è arrivato un po' troppo tardi sul ferro e poi è rovinosamente caduto, però insomma non mi è sembrato fallo. Non è semplice capire cosa sia successo anche perché siamo in una posizione, come ho detto, abbastanza difficile. È arrivato il fischio arbitrale, continua il gioco a essere fermo intanto. Confermo, non era fallo, Spampinato rovinosamente caduto a terra da solo. Gioco fermo ormai da diverso tempo, 2:41 al termine del secondo quarto, più 9 su Stentu sul 24-15, attacca Vaccargiu, arresto e tiro vincente ancora per Francesco Vaccargiu, 17-24, ora il punteggio, prova a rispondere il Sustentu che si affida alle mani di Nicola Elia, spalle a canestro Nicola Elia, serve Edoardo Melis, poi il pallone che circola sul perimetro e poi va dentro ancora all'indirizzo di Edoardo Melis che riesce a eludere l'intervento del suo difensore con una bella finta, sbaglia però il tiro frontale. Edoardo Melis, dall'altra parte c'è già Francesco Musiu, poi fuori per Vaccargiu, la partenza in palleggio di Vaccargiu che lascia lì Villani, sbaglia il pallone vagante sotto e controllato da Limbardi, fischio dell'arbitro a punire ancora la difesa del Sustentu. Non si capacita Fabio Villani di questo fischio arbitrale. La pressione soprattutto sui direttori di gara si sta facendo feroce, un paio di scelte un po' strane, intanto si scaldano anche gli animi, tutti vanno a protestare, insomma è comunque un momento topico del match. Sustentu secondo me deve essere bravo a giocare con tranquillità, ha qualcosina in più, ha soprattutto uomini con buona esperienza, gestione del ritmo, e attenzione perché Sassaro legge perfettamente la situazione in un momento così caldo. Ancora una volta dentro Mirko Pilo, intanto ti segnalo anche chi c'è fuori, soprattutto nelle fila dell'Esperia, Putignano e Pedrazzini, la coppia di lunghi, insomma, tra le migliori del campionato, entrambi fuori per rifiatare.
In questo caso è una fase in cui le squadre stanno roccheggiando, passami il termine, e con i giovani forse fa bene Fioretto a far sfogare questo momento. Putignano e Pedrazzini torneranno utili, soprattutto Putignano che, se non sbaglio, è seduto da quel momento in cui ha iniziato a protestare a preso tecnico. Assolutamente sì, sta riflettendo probabilmente su quella fase della partita Jonathan Putignano. Intanto in lunetta c'è Paolo Limbardi per l'Esperia, che sbaglia il suo primo tiro a cronometro fermo. Ancora una chance dalla lunetta per Paolo Limbardi, che riesce così a trovare il suo primo punto in questa serie. Aveva fatto virgola nel corso di gara 1 il giocatore classe 1993 dell'Esperia. Quest'oggi è riuscito a trovare un punto a cronometro fermo. Allora accorcia l'Esperia sul -6, 24-18 il punteggio, mentre c'è il fallo in attacco ancora commesso da Gianmarco Fois, che qui va a sgomitare un po' troppo, si fa ingolosire insomma dal cambio difensivo favorevole con Limbardi, va a commettere fallo, il secondo della sua partita. Si deve amministrare Gianmarco Fois. 1:40 al termine del primo tempo, sempre 24-18 il punteggio in favore del Sustentus Estum, mentre Davide Melis va a raggiungere il cubo dei cambi. Spampinato usufruisce del blocco di Limbardi, prova ad andare dentro, perde la maniglia però Spampinato. Allora Musiu accoppiato con Pilo, si prende il tiro dalla lunghissima distanza, lo sbaglia, tocca a rimbalzo e poi controlla in un secondo momento Edoardo Melis. Qui Salone va a spendere il fallo su Mauro Graviano. Ho rivisto anche l'azione precedente in cui Melis ha provato a prendere spazio, era fallo, l'ha fatto in maniera irregolare, ha usato anche il gomito, dunque il fallo è giusto. Continua a riflettere sul punteggio, 18 punti soltanto. L'Esperia aveva chiuso a 28 il primo quarto domenica, e invece in praticamente il doppio del tempo, in 20 minuti, non è riuscito a raggiungere quel traguardo. Probabilmente un dato questo anche prevedibile alla vigilia, 3 giorni dopo gara 1, dopo 2 overtime con le squadre così stanche. Insomma, un deficit di questo tipo da parte degli attacchi era assolutamente prevedibile. Intanto il Sustentus si è portato sul +7, 25-18 ora il punteggio, mentre attacca Paolo Limbardi. Osserva l'uscita dei blocchi di Salone, che però non può ricevere, viene controllato bene. Allora c'è Vaccargiu che tenta il tiro dall'angolo, lo sbaglia, lotta però ancora sul pallone vagante l'Esperia, che riesce a garantirsi un extra possesso. Qui sulla linea di passaggio si avventa Mirko Pilo, che però non riesce a controllare il pallone. Allora c'è Vaccargiu che ribalta molto bene il lato, qui ottima circolazione da parte dell'Esperia, che mette in ritmo Andrea Spampinato allo scadere dei 24 secondi. Attacco pulito dell'Esperia, infatti arriva un gran canestro. Tripla molto importante, Spampinato tiene a galla i suoi, del resto stanno scaricando praticamente tutti i palloni con Putignano e con Pedrazzini per terra. E attenzione perché l'Esperia si rifà sotto, ma poi arriva questa tripla, dicevo l'Esperia si rifà sotto con 4 punti di ritardo, ora diventati nuovamente 7. 18 secondi al termine del primo tempo, attacca il pitturato Musiu, non riesce però a trovare il canestro da sotto. Allora risponde contropiede a tutta velocità da un Melis all'altro, da Davide a Edoardo, canestro del +9 Sustentus. 4 secondi ancora da giocare, Spampinato vuole prendersi l'ultimo tiro, il fallo speso da Nicole Elia, che non può crederci. Fallo che manderà in lunetta Andrea Spampinato per trovare un po' di ossigeno per l'Esperia prima di andare a riposo. A me anche questo non è sembrato fallo, mi è sembrato un raddoppio difensivo fatto molto bene, facendo arrivare il difensore prima, e se vogliamo anche un po' un'infrazione di passi di Spampinato. Spampinato che però potrà insomma riportare sotto l'Esperia, potrà accorciare, rosicchiare qualche lunghezza al Sustentus. 1:09 al termine del primo tempo, primo libero assegno da parte di Andrea Spampinato, 25 punti per lui anche in gara 1. Le proteste intanto in campo, ancora una chance a cronometro fermo per Andrea Spampinato con la sua mano mancina a segno, 2/2, e vediamo se il Sustentus riesce a prendere un ultimo tiro. Qui passaggio lunghissimo all'indirizzo di Mauro Graviano, che finisce a terra, il pallone non ha toccato campo, per cui si tornerà dall'altra parte con una rimessa a vantaggio dell'Esperia, situazione completamente ribaltata perché potrà cercare un tiro in chiusura di secondo quarto l'Esperia,
sono praticamente 2 secondi da giocare, per cui lo spazio per un tiro pulito c'è tutto. Sì, più che non aver toccato campo, non ha toccato le mani del ricevente, quindi il cronometro non è partito, ha rimbalzato e poi è uscito nuovamente fuori. 2 secondi, intanto Putignano rimane in panchina, è vero che manca davvero poco, però ha davvero tanto tempo Jonathan Putignano per riflettere, per entrare nel match, nella seconda parte di gara. Ricordiamo anche un aspetto importante per quel che riguarda questa finale: la vincente di questa serie finale del campionato di Serie C Silver tra Sustentu e l'Esperia Cagliari andrà a formare il girone A della fase nazionale per la promozione in Serie B assieme a Toscana 1, Marche 2 e Liguria 1. La perdente invece di questa sfida andrà nel girone B assieme a Toscana 2, Marche 1 e Umbria 1. Si partirà il 1° maggio. Le seconde classificate poi del girone A e del girone B si andranno a sfidare in un ulteriore spareggio, le prime invece andranno dirette in Serie B. Speriamo che ci vadano a braccetto sia il Sustentu che l'Esperia, e questo è il nostro augurio per tutto il movimento cestistico isolano. Intanto ci eravamo lasciati con 2 secondi praticamente da giocare prima dell'intervallo lungo. Va a rimettere dal fondo Vaccargiu per l'Esperia, il pallone in un angolo per Spampinato che pesta però la linea laterale. Allora anzi è partito il cronometro sulla ricezione di Spampinato, per cui c'è poco più di mezzo secondo da giocare, questo primo tempo che non ne vuole sapere di finire. Davide Melis lungo per Graviano che prova il tiro della disperazione, per poco non trova anche il canestro. Primo tempo allora che si chiude con il Sustentu Sesto avanti sull'Esperia Cagliari con il punteggio di 30-23. Noi ci prendiamo una pausa, poi tra 10 minuti torneremo in diretta pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Tutto pronto per la ripresa del gioco al Pala Esperia di Cagliari. 30-23 il punteggio in favore del Sustentu Sesto dopo i primi 20 minuti di gioco. Nicola Elia, Mauro Graviano, Davide Melis, Edoardo Melis e Mirko Pilo in campo per il Sustentu. Per l'Esperia invece ci sono Francesco Musiu, Jonathan Putignano, Maurizio Pedrazzini, Andrea Spampinato e Matteo Salone. Il primo possesso del terzo quarto è per il Sustentu Sesto. Arresto e tiro in uscita dai blocchi da parte di Mirko Pilo che non riesce però a trovare altro che il primo ferro. Attacca l'Esperia con Musiu, lo schema a maglia chiamato dal playmaker dell'Esperia, esce dai blocchi Spampinato, non riesce però a ricevere. Allora ancora il pallone in punta con Francesco Musiu che scarica per Spampinato, il tiro dall'angolo sbagliato da parte di Spampinato, il rimbalzo controllato da Davide Melis e poi Mauro Graviano che usufruisce del blocco di Davide Melis, il passaggio dentro per Edoardo Melis. Palla persa, anzi no, da Sustentu che potrà rimanere in zona offensiva. Questo passaggio non l'aveva capito nessuno probabilmente, tant'è che è scivolato dalle mani di tutti, difensore compreso. Vedo intanto un Jonathan Putignano decisamente più sereno al suo rientro in campo, dall'altra parte invece uno Spampinato che ha forse troppa fretta di incidere su questa partita. Musiu dal palleggio per l'Esperia. Il pallone in punta per Pedrazzini, prova a sfidare Edoardo Melis che gli concede la mano sinistra, il giro sul perno di Pedrazzini, gran canestro di Pedrazzini, meno 5 Esperia, 30-25 il punteggio. Pedrazzini sfrutta una delle sue caratteristiche, quella del tiro in allontanamento, anche se lo vedo comunque faticare, anche nella fase di rientro, in difesa non cammina bene. Linea di fondo da parte di Graviano, gran palla stavolta sotto per Edoardo Melis, che giocata da parte di Mauro Graviano. Stavolta sì, Edoardo Melis aveva capito molto bene le intenzioni del compagno. Si sono capiti e come, ripeto, un pizzico di incisività in più in chiave offensiva, cioè a mio parere qualche tiro in più Graviano potrebbe prendersi. Qui mette anche una gran difesa il playmaker del Sustentu per ostruire la via del canestro al suo diretto avversario. Rimessa dal fondo in favore dell'Esperia che rimane in zona d'attacco. 11 secondi per il tiro della formazione granata con Andrea Spampinato che andrà a rimettere in gioco.
Si smarca Musiu e riceve in punta il blocco di Pedrazzini che poi si apre, Graviano strappa via il pallone, fallo stavolta, vediamo di chi, se della difesa o dell'attacco. Il fallo è stato commesso da Francesco Musiu, altra importantissima giocata difensiva allora da parte di Mauro Graviano a questo punto della partita, secondo fallo della partita invece di Francesco Musiu. Cambio per coach Roberto Fioretto, sul parquet torna Vaccargiu, esce proprio Musiu, anche lui fino a questo momento meno incisivo rispetto a quanto era stato in gara 1. Il signor Farneti a colloquio con coach Marco Sassaro. Nicola Elia andrà a rimettere dal lato, sale altissimo l'incitamento in favore della formazione ospite qui al Pala Esperia di Cagliari. 8 minuti e spiccioli al termine del terzo quarto, 32-25 più 7 su Stentu. Il pallone per Mirko Pilo, uno dei grandi protagonisti del match fino a questo momento. Il pallone fuori per Davide Melis e poi Mauro Graviano che è accoppiato con Vaccargiu, prova a sfruttare il fisico Mauro Graviano, arresto il tiro dal cuore dell'area. Chiedevi più iniziative offensive da parte di Mauro Graviano, eccoti accontentato. Bene, sì, anche perché apre un pochettino le difese nel momento in cui si dimostra un po' più pericoloso rispetto a quanto ha fatto nella prima fase, soprattutto gran gestore del ritmo. Qui sale altissimo anche per conquistare il rimbalzo Mauro Graviano, davvero molto importante in questo avvio di terzo quarto. 34-25 per il Sustentu Sestu, passo d'incrocio ancora davvero pregevole da parte di Graviano che però sbaglia, ma c'è ancora un possesso offensivo per i Pirati che attaccano stavolta con Mirko Pilo, prova a sfruttare il cambio difensivo favorevole con Pedrazzini, si va dentro da Edoardo Melis. Il fallo della difesa, fallo in particolare di Matteo Salone per l'Esperia. Continua a correre il tassametro dei falli per l'Esperia, questo era il secondo personale da parte di Matteo Salone, rimessa dal fondo per il Sustentu, secondo fallo di squadra anche da parte dell'Esperia. 7 minuti e 4 secondi per chiudere il terzo quarto. Mauro Graviano a eseguire la rimessa dal fondo, il pallone fuori per Edoardo Melis e poi si va in punta da Davide Melis. Ora Nicola Elia, gran taglio sotto e gran passaggio anche da parte di Nicola Elia. Edoardo Melis però non riesce a convertire. È arrivato velocissimo dal fondo, controllare quei centimetri, quel corpo non è cosa facile, uno degli errori tipici dei lunghi che ricevono palla lì. Dall'altra parte ha risposto invece l'Esperia che accorcia allora sul meno 7, 34-27 il punteggio. Graviano fuori per Elia da 3 punti, Nicola Elia, secondo ferro, rimbalzo lungo che è controllato da Salone, riparte allora spampinato in transizione l'Esperia. Il tentativo di Putignano che ha pensato, è stato secondo me ingolosito dal tiro da 3 punti, a un certo punto ha preferito però andare dentro in penetrazione, ha comunque guadagnato un fallo da parte della difesa. Coach Marco Sassaro provvede a un cambio, prosegue la staffetta tra i pivot del Sustentu, esce Melis, torna in campo Mauro Passaretti e Andrea Spampinato va a rimettere dal fondo. 6:23 al termine del terzo quarto, si smarca e riceve Matteo Salone che attacca, poi Mirko Pilo rischia di deragliare Salone, gran palla anche qui di Spampinato, stavolta per Putignano che deve entrare in fiducia nel corso di questa partita. 2 parole anche per il grande scarico di Spampinato, secondo me vanno spese. Sì, molto bravo Spampinato, anche in questo caso poteva forse tirare in tiro rovesciato, bravo invece a trovare il compagno per 2 canestri che riportano l'Esperia a meno 5. A mio parere Sustentu dovrebbe fare un qualcosina in più nel tentativo di addormentare la partita, cioè io abbasserei ancora di più il ritmo, lo farei con Pilo, con Graviano e soprattutto con Elia, provando a cercare i suoi lunghi sotto canestro perché ha dimostrato di poter far male. Linea di fondo di Graviano stoppato da Vaccargiu in maniera irregolare, però secondo gli arbitri 2 liberi per Mauro Graviano, quello appena commesso è il primo fallo della partita di Francesco Vaccargiu. Insorge il pubblico di casa che sperava insomma nella stoppata regolare da parte di Vaccargiu, non è così. Secondo il duo arbitrale, che ricordiamo è composto dai signori Giovanni Luca Pinna di Elmas e Simone Farneti di Quartu Sant'Elena. Primo tiro dalla lunetta realizzato da parte di Mauro Graviano.
Ora ancora una chance a cronometro fermo per il playmaker del Sustentu, che sbaglia 1 su 2, dunque per lui Andrea Spampinato dal palleggio in zona offensiva. Spampinato vuole attaccare Nicola Elia, il tiro in allontanamento è sbagliato, rimbalzo da parte di Passaretti e poi Nicola Elia a condurre le danze in attacco per il Sustentu. Palla dentro per Passaretti contro 2 avversari, tiro difficile per Passaretti che non riesce ad andare a segno con l'layup. Recupera Pedrazzini, porge all'indirizzo di Vaccargiu. 5 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Salone scarica fuori per Pedrazzini, in ritmo da 3. Pedrazzini, canestro che permette all'Esperia di tornare sul meno 3, 35-32. Canestro importantissimo perché l'Esperia aveva un sovrannumero 4 contro 2, non lo ha gestito bene, non ha sfruttato il vantaggio. Pedrazzini ha salvato in questo caso tutto quanto con una tripla importante. Sale alto allora anche l'incitamento del pubblico di casa. Nicola Elia da 3, Nicola Elia e continua quel botta e risposta tra campioni iniziato in gara 1, da una parte Pedrazzini, dall'altra Nicola Elia a rispondere subito. Sì, con una facilità, con una freddezza, con una serenità incredibile. Elia spegne immediatamente. Intanto arrivano, lo raccontiamo perché è curioso, arrivano veri e propri tifo, veri e propri cori da stadio, nello stile proprio Sant'Elia. Raccontali tu, Roberto. Mi lasci in mano un pallone difficile da controllare, per usare una metafora cestistica, diciamo, dei cori non propriamente da lord inglesi. Sono partiti dalla fazione di pubblico, credo sestese a giudicare dal tono abbastanza colorito del coro. Noi ci concentriamo intanto sulla partita, il gioco è fermo, 4,50 al termine del terzo quarto, conciliabolo tra gli arbitri. Rimessa dal fondo, come detto, in favore dell'Esperia, con Spampinato che è pronto a ricevere il pallone dalle mani del direttore di gara, il signor Giovanni Luca Pinna di Elmas. Gioco ancora fermo, Nicola Elia si dispera. Mauro, ti chiedo se sei riuscito a capire, anche il nostro Mauro Farris non è riuscito a ricostruire quanto successo in precedenza. Forse un problema col cronometro, ci siamo distratti insomma con quella schermaglia in precedenza tra il pubblico. Allora andiamo a rivedere quanto successo grazie alle immagini di Directa Sport e di Sardegna Sport. Ripercorriamo allora, visto che insomma la pausa della gara ce lo consente, il cammino delle due squadre nel corso di questi playoff. Entrambe le squadre sono arrivate in finale senza sconfitte. Sustentu che ha sconfitto per 2-0 l'Elmas, e poi il Sinna in semifinale. Esperia 2-0 a Sant'Orso in un primo turno molto impegnativo, e poi 2-0 anche contro l'Olimpia Cagliari in una partita anche questa, in una serie anche questa che ha risvegliato insomma l'interesse del pubblico, degli appassionati cagliaritani. Tutto esaurito qui al Pala Esperia, lo ricordiamo bene, nel corso di gara 2, ma tanta gente anche in gara 1 al Palasport di via Rockefeller. Qui Putignano, dopo l'errore del compagno, prova a usare il fisico, finisce però con il trascinare il piede perno. Tanto il nostro Mauro Faris probabilmente è riuscito a ricostruire quanto insomma aveva causato l'interruzione del gioco in precedenza. No, non ci sono riuscito, esco dal seminato. Intanto annuncio un'altra bella diretta nel weekend, sempre per gli appassionati di basket, la sfida tra Nulvi e Milano, gara 1 dei playoff, dei quarti di finale playoff per l'accesso alla Serie 2 femminile. Ancora una volta Diretta Sport.it e sardegnasport.com per accordare le imprese delle pazze pazze che tali si sono dimostrate nel corso della finalissima regionale del campionato di Serie B. Una partita che vi abbiamo raccontato dal Palasport di Quartu Sant'Elena esattamente 7 giorni fa, era mercoledì scorso. Qui Spampinato va a spendere un fallo per fermare la transizione del Sustentu, il primo fallo della partita di Andrea Spampinato, 4 minuti e 8 secondi al termine del terzo quarto. Torna in campo il capitano del Sustentu Fabio Villani, esce Mauro Passaretti, coach Marco Sassaro abbassa notevolmente il proprio quintetto, che in questo momento vede praticamente Gianmarco Fois
da centro, scelta molto interessante quella del tecnico del Sustentu. Ora Mirko Pilo mandato in lunetta da Spampinato, infatti quello commesso dall'ex giocatore della Dinamo Sassari in precedenza era il quinto fallo di squadra e dunque ci sono liberi per il Sustentu. Mirko Pilo ancora in lunetta, arriva il canestro da parte di Mirko Pilo e allora allunga nuovamente sul +7 il Sustentu. 39-32 il punteggio, ancora molto basso nel corso di questa partita. Insomma, squadre poco brillanti dal punto di vista fisico, era inevitabile dopo una gara 1 così dispendiosa. Qui il fallo lo va a spendere la difesa, terzo fallo, vediamo da parte di chi. Terzo fallo da parte di Gianmarco Foistegola, questa per coach Marco Sassaro che deve correre subito ai ripari. Sul parquet torna Edoardo Melis, rimessa dal lato in favore dell'Esperia con Andrea Spampinato che va in gioco il pallone fuori per Francesco Vaccargiu, il blocco di Pedrazzini, rimane lì Vaccargiu, fallo della difesa, fallo di Edoardo Melis che va dunque a imitare subito Gianmarco Fois. Gioco molto spezzettato, Mauro, a questo punto della gara. Sì, rientro di Edoardo Melis, peraltro mi sento di dire uno dei giocatori meglio valorizzati dal Sustentu di Marco Sassaro, particolarmente incisivo anche in gara 1, è stato decisamente importante. Sì, non è una bella partita, perché non è una bella partita, è una partita che si gioca molto sulla tenuta mentale e tornando su Putignano dico che è gestito molto bene in chiave difensiva. Extra possesso per l'Esperia, intanto con Spampinato a gestire a questo pallone, si va proprio da Jonathan Putignano che stavolta è accoppiato con Villani, prova addirittura a batterlo dal palleggio. Sontuosa iniziativa personale qui da parte di Jonathan Putignano. Come Birilli, 4 difensori saltati, appoggiò alla sua maniera, il pallone si arrampica sul ferro ed entra dentro. Tanto fa veramente caldo qui al Pala Esperia di Cagliari, risponde subito l'Esperia dall'altra parte. Con un altro bell'assist di Graviano per Edoardo Melis che deve solo appoggiare a tabellone per il +7. Un dato positivo per Sustentu è la capacità di rimanere sempre staccato di 5-7 lunghezze. Occhio però all'Esperia che ha sempre la chiave della velocità, accelerare a un certo punto. Reclama palla in angolo Putignano, Vaccargiu però si mette in proprio e fa bene perché trova un gran canestro dall'angolo, canestro del 36-41, insegue ancora 5 lunghezze l'Esperia, dall'altra parte attacca Mauro Graviano dal palleggio, va dentro il passo d'incrocio di Graviano, fuori per Pilo, la partenza in palleggio di Mirko Pilo, il tiro in allontanamento di Pilo, secondo ferro per lui, vola a rimbalzo Vaccargiu che conduce poi il contropiede, granata, attende l'arrivo di Pedrazzini, si va fuori da Spampinato, finta il tiro Spampinato, partenza in palleggio, infrazione di passi però da parte di Andrea Spampinato che sperava Mauro nel fallo di Nicolelia, non è stato però accontentato dagli arbitri. Sì, mi è sembrato aver trascinato il piede perno, forse troppo ampio il primo passo per poi tornare fuori equilibrio e dunque commettere frazione di passo. 2:24 al termine del terzo quarto di gioco, punteggio che vede sempre avanti il Sustentu Sestu per 41-36 sull'Esperia Cagliari, il pallone gestito per il Sustentu da Mauro Graviano, cercava di uscire fuori dai blocchi Mirko Pilo, fermato fallosamente da Matteo Salone, fallo ed è il terzo personale da parte di Salone e allora il coach Roberto Fioretto deve fare i conti anche con questo aspetto. Matteo Salone che manda in lunetta Mirko Pilo. A questo punto della gara Mauro con gioco molto spezzettato si entra in bonus molto presto e allora la precisione a cronometro fermo diventa assolutamente fondamentale. Fondamentale e soprattutto diventa sempre più pesante quel pallone dalla lunetta perché l'Esperia pian piano vede venire sfuggir via in qualche modo l'impresa. Adesso sono 6 i punti di vantaggio del Sustentu con coach Sassaro che si lamenta di qualcosa. Credo un'invasione sul tiro libero di Pilo e dunque palla che viene consegnata all'Esperia quando mancano 2 minuti e 14 secondi al termine del terzo quarto. Si discute anche al tavolo con Marco Secci, Bruno Villani, dirigenti del Sustentu a colloquio con il tavolo. Francesco Vaccargiu, arresto e tiro, primo ferro, rimbalzo di Graviano che prova a involarsi in contropiede. Sì, intanto arrivano comunicazioni dal pubblico che è molto più attento di noi.
caro Roberto, non era infrazione, invasione di campo, ma questa è una regola che peraltro io sono sincero neppure conoscevo. Superati i 5 secondi per tirare il tiro libero. Io che seguo la pallacanestro da tanti anni, forse non mi era mai capitato che venisse sanzionata un'infrazione di questo tipo. È capitato a Mirko Pilo, che quest'oggi sta vivendo una serata molto particolare, protagonista in campo, protagonista anche di questo fischio abbastanza curioso che dunque andiamo a registrare a 1:36 dunque dal termine del terzo quarto. Il Sustento è sempre avanti sul punteggio di 42-36, rimesso in gioco il pallone ancora Putignano, stavolta accoppiato con Graviano, primo ferro anche per lui, bel rimbalzo di Salone che però non riesce a convertire il lay-up, si rimane lì con Vaccargiu che riesce a garantire un nuovo possesso alla compagine allenata da coach Roberto Fioretto. Ora Vaccargiu sfida Pilo allo scadere del cronometro dei 24, che si interrompe. Prima però c'era stato il fallo di Mirko Pilo e allora ci sono 2 liberi per Matteo Salone. Il discorso fatto in precedenza diventa importante, anzi Vaccargiu, scusate, ovviamente in lunetta, discorso fatto in precedenza che rimane assolutamente valido. Stavolta è l'Esperia che dovrà cercare di convertire a cronometro fermo. Vaccargiu a colloquio con il suo tecnico, va ad abbeverarsi Vaccargiu, vorremmo farlo anche noi perché fa veramente caldo qui al Pala Esperia di Cagliari, si suda e come, non solo tra i protagonisti in campo, anche il pubblico particolarmente accaldato. Esce Salone intanto per coach Roberto Fioretto, torna sul parquet Francesco Musiu, si asciuga il parquet Carlo Bonu, assistente allenatore di coach Roberto Fioretto, che va a provvedere in prima persona. Sperando di non diventare antipatici, ancora un pizzico di autocelebrazione. Siete in 760 collegati in diretta su direttasport.it e Sardegna Aspa, in questo caso solo su direttasport.it, per seguire la partita. Di questi quasi 200 ci seguono direttamente dal nostro canale YouTube, che è poi il canale di riferimento nel quale vengono prodotte appunto le nostre gare. Vaccargiu in lunetta, sempre in tema di autocelebrazioni. Mauro, raccontiamo insomma tutti coloro che ci stanno seguendo che andremo a seguire le partite interne del Sustentu Sestu anche poi nella fase nazionale, indipendentemente da come andrà a finire questa serie. E la grande novità potrebbe essere quella che andremo a raccontare, quanto di buono sarà in grado di fare Sustentu lontano da casa, e questo sarebbe una gran bella notizia, soprattutto non solo per gli appassionati di Sesto, ma io dico per tutti gli appassionati del basket. E magari qualcosa di simile potrà accadere anche con l'Esperia e perché no con Nulvi e Antoniano ad esempio. Speriamo insomma di poterlo fare. Intanto Mirko Pilo va a punire subito la difesa a zona dell'Esperia con una gran tripla, canestro del +8 Sustentu, 45-37, difficoltà per Pedrazzini che prova ad andare dentro con coraggio, non trova però il canestro, rimbalzo controllato da Nicole Elia che porge poi la sfera all'indirizzo di Mauro Graviano, il pallone gestito dal playmaker del Sustentu, poi ancora Mirko Pilo, davvero probabilmente l'MVP di questa gara fino a questo punto. Qui Graviano non riesce a trovare Nicole Elia, palla persa dal Sustentu con l'infrazione di campo di Nicolelia, che è costretto ovviamente a toccare il pallone per evitare 2 punti facili da parte dell'Esperia. Esperia che dovrà rimettere dal lato con Vaccargiu che va a raggiungere la zona delle operazioni. 21 secondi ora al termine del terzo quarto, sempre +8 Sustentu sul 45-37, la rimessa dal lato come detto appannaggio di Francesco Musiu che serve Vaccargiu che parte in palleggio sul blocco di Pedrazzini, rischia meglio di ricadere con il pallone in mano. Allora Mirko Pilo perfeziona il recupero, il pallone fuori per Edoardo Melis che vuole ragionare. Nicole Elia può andare fino in fondo, il Sustentu, il blocco di Edoardo Melis, lo scarico di Elia per il tiro corto di Graviano, ma sotto canestro tiene vivo Edoardo Melis che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Giocata ancora una volta molto importante qui da parte del pivot del Sustentu. Sfugge via un po' il Sustentu in questo momento del match, come ho detto ha qualcosina in più. Pedrazzini forza in maniera un po' troppo personale
qualche scelta offensiva e questi 2 liberi più possesso possono essere ancora più importanti per la formazione di Marco Sasso. Sono rimasti 4 decimi da giocare nel corso del terzo quarto. Edoardo Melis è in lunetta, pronto a convertire i 2 liberi. Il primo va a segno. Coach Marco Sassaro fa alzare intanto in tutta fretta Gabriele Calandra, che è pronto a tornare in campo. 1 su 2 per Melis, rimbalzo di Putignano, si spegne il cronometro del terzo quarto. Il Sustentus Sestu è avanti sull'Esperia Cagliari col punteggio di 46-37. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta per il rush finale della partita. Inizia l'ultimo quarto di gioco al Pala Esperia di Cagliari, 46-37 il punteggio in favore del Sustentus Sestu. Ricordiamo che gara 2 della finalissima del campionato di Serie C Silver. Sustentus Sestu e Esperia Cagliari si stanno contendendo il titolo. Qui palla sotto di Pilo all'indirizzo di Graviano, che non trova però lo spazio per il tiro. Graviano che voleva tornare in punta da Villani, capisce tutto Vaccargiu che si invola in contropiede. Fabio Villani va subito a spendere il fallo che permetterà all'Esperia dunque di rimettere da sotto canestro. Rimessa da sotto per Vaccargiu, che va da Pedrazzini, accoppiato con Edoardo Melis, lo vuole sfidare 1 contro 1. Pedrazzini difende però in maniera davvero importante Edoardo Melis, che non gli concede un varco. Mauro, davvero importante qui Edoardo Melis, non era semplice tenere Pedrazzini in quella situazione. Sì, però c'è una forzatura di Pedrazzini che forse avrebbe fatto meglio a far ripartire l'azione, rigiocare dove c'era spazio. Si sta un po' intestardendo in scelte personali Pedrazzini. Musiu dal palleggio per l'Esperia, il blocco di Pedrazzini che poi si apre fuori dall'arco, stavolta va a prenderlo Fabio Villani, si va sotto con Putignano oltre lo scadere del cronometro dei 24 secondi. Fa giustamente cenno il signor Pinna di Elmas, dunque si dovrà rimettere dal lato con Nicola Elia, che è pronto a rimettere in gioco per il sustento. Il pallone consegnato all'indirizzo di Mauro Graviano. Il blocco di Nicola Elia, poi si va da Villani, spalle a canestro. Edoardo Melis accoppiato con Pedrazzini, il giro sul perno di Edoardo Melis che torna fuori da Mirko Pilo da 3 punti. Mirko Pilo che però prende solamente il primo ferro, prova a ripartire l'Esperia con Spampinato, tentativo di anticipo da parte di Elia, fallo commesso da Nicola Elia. E questa la chiamata arbitrale, vediamo quella che è la paletta alzata dagli ufficiali di campo. Primo fallo di Nicola Elia, esce intanto Mauro Graviano, torna sul parquet Gianmarco Fois per il Sustentu. 3 falli, lo ricordiamo, per Fois nelle fila del Sustentus Sestu. Il pallone rimesso all'indirizzo di Francesco Vaccargiu, dietro schiena di Vaccargiu che provava un interessante gioco a 2 con Putignano, ma capisce tutta la difesa del Sustentu. Qui Musiu va a spendere il fallo per fermare il contropiede di Nicola Elia. Bravo Nicola Elia, stava per scaricare il pallone sulla sinistra, subisce però il fallo. Se stringe la gamba passa. Sì, intanto è giusto una precisazione: se ogni tanto i nostri concetti vanno un po' a spegnersi, non è perché ci sta succedendo qualcosa di molto grave, ma perché davvero tutti ci passano davanti, ma davvero tutti, senza nessun rispetto, e questo insomma ci creano un pochi problemi, anche perché diventa difficile vedere la partita, Robby, no? Stiamo lavorando, non ci stiamo guardando la partita insomma così giusto per divertimento, magari un concetto che non è chiaro proprio a tutti, ma andiamo avanti. Comunque c'è un altro fischio arbitrale, 8 minuti e 9 secondi al termine del match, il punteggio che è ancora inchiodato sul +8 in favore del Sustentus Sestu, 46
a 37 per la formazione di coach Marco Sassaro. Fischio arbitrale che premia l'Esperia, che dunque potrà rimettere dal fondo. Si alza Passaretti dalla panchina del Sustentu. Vedremo, sarà il giocatore che dovrà uscire. Esce Gianmarco Fois con 4 falli a carico, dunque deve amministrarsi il giocatore del Sustentu. Torna sul parquet, come detto, Mauro Passaretti. Vaccargiu in punta, Orru che nel frattempo è tornato in campo per l'Esperia. Gran penetrazione qui da parte del giovanissimo Orru, che va fino in fondo con la mano destra. Ancora l'Esperia che cerca di tornare a contatto, ora sul -7, 39-46, mentre attacca Nicolelia. Il blocco di Passaretti, il passaggio fuori per Fabio Villani. Ora spalle a canestro si propone Edoardo Melis, il pallone sporcato da parte della difesa e si potrà rimanere in zona offensiva per il Sustentu con la rimessa per Fabio Villani. Prima però c'è da asciugare il pallone. Riepiloghiamo allora quelli che sono i quintetti in campo: Nicolelia, Edoardo Melis, Mauro Passaretti, Mirko Pilo e Fabio Villani per il Sustentu. Orru, Daniel Orru, Francesco Vaccargiu, Jonathan Putignano, Maurizio Pedrazzini e Andrea Spampinato. Questo invece è il quintetto dell'Esperia. Il pallone è rimesso in gioco, subito un tiro per Edoardo Melis che però sbaglia, rimbalzo controllato da Jonathan Putignano. Riparte Francesco Vaccargiu, ora il pallone per Andrea Spampinato, si avvicina Putignano contro Passaretti, taglia dentro poi Putignano, si mette in proprio Spampinato e torna fuori poi da Pedrazzini che vuole il centro dell'area. Tiro in allontanamento di Pedrazzini, tap out di Melis, prova ancora in avvicinamento Pedrazzini che commette qui infrazione di passi. Infrazione di passi vista e letta solo da un arbitro, perché invece dall'altra parte l'altro arbitro aveva fischiato fallo, e questo la dice tutta su quella che possono essere le letture dei direttori di gara. Time out in campo, 7-17 per chiudere l'ultimo quarto. Il vantaggio è sempre del Sustentu Sesto sul punteggio di 46-39. Squadre nuovamente in campo al Pala Esperia. Mirko Pilo porge all'indirizzo di Nicolelia e poi si riparte da Graviano. In angolo c'è Fabio Villani. Ancora l'attacco del Sustentu, ancora con Mauro Graviano. Qui c'è il fallo speso dal numero 5 dell'Esperia, Orru. Fallo numero 2 per ciò che riguarda dunque falli di squadra per l'Esperia. Rimessa dal fondo per il Sustentu con Fabio Villani che va a rimettere in gioco il pallone fuori per Mauro Passaretti e poi si va da Nicolelia, fa circolare sul perimetro l'indirizzo di Mauro Graviano. Poi la partenza in palleggio di Mirko Pilo, controllato da Putignano, si va a spalle a canestro da Passaretti, poi bel taglio dentro di Graviano che non riesce però a trovare il canestro. Riparte l'Esperia ancora con Vaccargiu, va a prenderlo Fabio Villani. Vaccargiu scarica fuori per Putignano che predica calma nell'attacco dell'Esperia. Vaccargiu direttamente in bocca però a Mirko Pilo che può ripartire per il Sustentu. Palla per Nicola Elia, ancora Nicola Elia, il giro sul perno, ancora un altro giro sul perno di Nicola Elia che trova uno scarico per Mauro Graviano. Mauro Graviano che però è costretto a tornare in punta da Villani. Il tiro di Villani che si spegne sul secondo ferro, rimbalzo offensivo importante per Nicola Elia che trova un fischio arbitrale che potrà dunque permettere al Sustentu di trovare punti dalla lunetta. Infatti ci sono 2 liberi per Nicolelia. 6-14 al termine della partita, 46-39 più 7 Sustentu. Nicolelia in lunetta per allungare ancora il margine di vantaggio per i pirati. Directasport.it, sardegnasport.com. Ricordiamo in diretta dal Pala Esperia di Cagliari per regalare questo match a tutti coloro che insomma non sono tra i fortunati a essere riusciti a trovare un biglietto per il Pala Esperia. Gara 1 l'abbiamo già trasmessa dal Pala Mellano domenica pomeriggio, è stato un successo per quanto riguarda
lo spettacolo in campo, ma anche per i riscontri che abbiamo avuto sui nostri canali Directasport.it e sardegnasport.com. Intanto è arrivato l'errore col primo tiro a cronometro fermo per Nicola Elia, ancora una chance per lui, stavolta entra il tiro di Nicola Elia, più 8 ripristinato da parte del Sustentu. 47-39, 6 minuti e 5 secondi al termine del match, con Vaccargiu che prova dal palleggio per l'Esperia, arresto e tiro sul secondo ferro, correzione, o meglio tentativo di correzione volante da parte di Salone, che però sbaglia. Allora dall'altra parte Passaretti tenta il tiro in reverse, il tocco da parte di Vaccargiu considerato regolare secondo gli arbitri. Salone da 3 punti, importante per l'Esperia, Esperia che è sempre lì, dà la sensazione comunque di essere sempre in partita, pronta a tornare a contatto definitivamente. Intanto è già qualche minuto che coach Fioretto gioca il tutto per tutto con una difesa press tutto campo. Sicuramente questo su Passaretti, se non sbaglio, era certamente fallo, anche se va detto che Passaretti era troppo sotto canestro, probabilmente non sarebbe mai riuscito a mettere dentro i 2 punti, ma questo non conta nelle letture arbitrali. Elia ancora per Passaretti da sotto, stoppata di Pedrazzini, recupera però il pallone vagante il Sustentu, che ha ancora una chance allora contro la difesa ancora dell'Esperia. Mauro Graviano prova ad andare dentro, sbaglia il tentativo in corsa, riparte l'Esperia con Vaccargiu, dietro schiena di Vaccargiu, rischioso infatti, arriva la palla persa da parte dell'Esperia, recupero per il Sustentu, qui la pressione eccessiva di Vaccargiu su Mauro Graviano, quarto fallo di squadra per l'Esperia nel corso dell'ultimo quarto. Dal prossimo si andrà a tirare, torna in campo Gianmarco Fois, gravato di 4 falli, esce Mauro Passaretti. Intanto il Sustentu ha 3 allenatori, perché a Sassaro e Nicola Mansa si è aggiunto anche Marco Secci, che da team manager è diventato il terzo allenatore in campo, prontissimo a incidere, ma se lo merita Marco, se lo merita tutto l'entourage del Sustentu, per la passione, per la competenza, per la grande innovazione che ha messo in questa stagione sportiva. Sarebbe anche un quarto ed è in campo, cioè Nicola Elia, lo si è visto anche nel corso di questa gara. 4:43 al termine dell'ultimo quarto di gioco, si va ad abbeverare Jonathan Putignano, pausa della partita, si deve asciugare ancora il parquet, riepiloghiamo i quintetti: Mauro Graviano, Mirko Pilo, Nicola Elia, Gianmarco Fois e Fabio Villani in campo per il Sustentu. Daniel Orru, Maurizio Pedrazzini, Francesco Musiu, Jonathan Putignano e Matteo Salone invece sono in campo nelle fila dell'Esperia. Va a discutere Fabio Villani con la sua panchina, sarà lui il giocatore deputato a rimettere in gioco il pallone. 4 falli di squadra per l'Esperia, 3 per il Sustentu. Il pallone rimesso in gioco da Villani, poi porta il pallone in zona offensiva, subito attaccato dalla press dell'Esperia. In qualche modo Nicola Elia cerca con l'esperienza a divincolarsi dal raddoppio esperino, non ci riesce, c'era a suo dire un fallo, il possesso che comunque è tornato nelle mani dell'Esperia. Mi chiedo soltanto perché si possa fare una scelta di questo genere, non mi è sembrato, ovviamente siamo lontani, eravamo alle spalle di Elia, però c'erano sicuramente almeno 2 falli, in questo caso invece addirittura la scelta è quella di dare la palla all'Esperia, mi è sembrato così. Allora prova ad approfittarne la formazione granata con Salone, che riceve il passaggio consegnato di Pedrazzini. Siamo in angolo con Musiu che prova a sfidare dal palleggio Nicola Elia, lo prende poi in consegna Graviano, tanto spazio per il tiro da 3 di Salone, a segno Matteo Salone. Intanto vanno a terra Pedrazzini ed Elia, l'Esperia è lì, -2, 4-7, 4-5, rischia ancora la palla persa il Sustentu, tutto il pubblico in piedi, non vediamo praticamente più nulla. Mauro Graviano dopo il blocco di Nicola Elia, Graviano tentativo di penetrazione, sotto c'è Gianmarco Fois fermato dal fallo, vediamo di chi Mauro, fallo probabilmente commesso da Pedrazzini, anzi da Jonathan Putignano, giocatore in maglia numero 8 dell'Esperia. Quarto fallo è
situazione importante anche questa. Gianmarco Fois in lunetta, intanto l'Esperia è tornata a -2, 47-45, partita più aperta che mai. Reazione veemente, il merito di coach Fioretto, che ha cambiato la difesa, ha dato fiducia ai suoi ragazzi, credendo di poter, nel momento giusto se vogliamo, perché mancava ancora tanto, 7-8 minuti, questa pressa ha permesso di recuperare 3 palloni, quella tripla ovviamente di Salone importantissima per il -2. Ora va considerato che c'è ancora un certo Elia in campo e quindi tutto può succedere anche nel ricacciare indietro gli avversari. Però la partita è aperta e manca tantissimo, poco meno di 4 minuti, 3:53 alla fine. Applaude coach Roberto Fioretto in panchina per incitare i suoi ragazzi, molto bravi insomma nel reagire dopo le difficoltà, a tornare sul -2, 47-45 il punteggio. È tutto pronto per la ripresa del gioco. Gianmarco Fois è pronto a eseguire dalla lunetta. Primo libero per Gianmarco Fois. Sbaglia ed è un errore pesante questo per il Sustentu. Ancora Gianmarco Fois che avrà una chance per riportare i suoi sul +3, ci riesce Gianmarco Fois. Canestro del 48-45, 3 minuti e 50 al termine del match, con Musiu che scarica in un angolo, ancora Salone, ancora da 3 punti, ancora a segno, parità a 48, reazione dell'Esperia, tutta firmata Matteo Salone. Vado a vedere l'annata di lascita di Matteo Salone per 93, ti anticipo. E quindi stiamo parlando di un 23enne che sta cambiando la partita con 2 triple, peraltro da 2 posizioni molto diverse, da dietro l'arco quasi in punta la prima, dall'angolo, che è l'esecuzione più complessa che un cestista può fare. Bravo a Salone. Proteste veementi intanto da parte di Mauro Graviano a muso duro col signor Farneti. Ora è stato chiamato un time out in campo, 2 triple di Salone per riportare in parità l'Esperia, 48-48, 3:41 al termine del match, tutto ancora da decidere qui al Pala Esperia che nel frattempo è diventato incandescente. Time out come detto in campo, piccolissima pausa per noi. 48-48, 3 minuti e 35 da giocare ancora nel corso di questa partita. Attacca il Sustentu che è stato sopra per larghissimi tratti e ora si trova nuovamente in parità. Intanto airball da parte di Nicolelia, sottolineato dai fischi del Pala Esperia. Mi è sembrato un pallone sporcato, non tanto per la mano sulla palla quanto nell'infastidire Elia. Questo però è un segnale non molto positivo per la formazione di Sassolo. Musiu dal palleggio, chiude il palleggio Musiu che va subito sotto da Pedrazzini appoggiandosi al vetro. Sorpasso Esperia, 50-48 e se non sbaglio è il primissimo vantaggio della partita per la formazione granata. Ora anche il pubblico di casa è definitivamente entrato in partita, c'è bisogno di una reazione da parte del Sustentu. Ora Mirko Pilo, spalle a canestro, si gira, poi Gianmarco Fois che prova a sfidare Pedrazzini, ancora Gianmarco Fois che tiene lì il pallone forse un po' troppo, qui strappa via il pallone Salone, glielo strappa a sua volta Mirko Pilo, ancora Mirko Pilo sul pallone, riesce ad andare da Villani, ancora Fois fuori per Pilo, circola sul perimetro del pallone, poi l'iniziativa personale di Graviano un po' imbottigliato sotto canestro, gran palla per Fois che trova 2 punti, 50-50, ancora un passaggio illuminante da parte di Mauro Graviano. Bravo Graviano, molto bravo Fioretto che continua a chiedere il press ai suoi e soprattutto continua a pressare l'Esperia nonostante sia in vantaggio. Silvia che è molto in fiducia. Orru dall'angolo con un pallone pesantissimo va a realizzare il canestro del 53-50, massimo vantaggio Esperia. In precedenza Mauro eri andato a controllare l'anno di nascita di Salone, ti vado a dire l'anno di nascita invece di Daniel Orru che ha realizzato questa tripla, 1997. E questo premia il gran lavoro nel settore giovanile dell'Esperia, tradizione ovviamente dei Granata
in questo senso, e dimostra anche che i giocatori per fare i parquet nazionali probabilmente ci sono, bisogna metterli in campo. Questo ha fatto l'Esperia negli ultimi anni, e nomi come Vacarciu, proprio come Urru, come Salone vengono su oggi in maniera plateale anche attraverso la nostra diretta streaming. Fino ad oggi forse erano giocatori di caratura regionale, stanno diventando pian piano utili anche a parquet nazionali. Intanto in precedenza Pedrazzini ha commesso il suo quarto fallo personale su Mauro Graviano che è in lunetta, dunque per accorciare il margine di vantaggio del Sustentu. Sul -1 ci riesce Mauro Graviano, non ne trema la sua mano. 53-52 più 1 Esperia, 1:35 al termine del match. Salone, l'uomo in più di questo finale per l'Esperia, stavolta sbaglia però Matteo Salone, rimbalzo di Nicola Elia che parte dall'altra parte del campo. Gianmarco Fois che scarica all'ultimo momento per Nicola Elia, probabilmente ha scaricato sul giocatore sbagliato in questa circostanza. Prova a punire l'Esperia, ancora con Salone, ancora da 3 punti, primo ferro Nicola Elia con questo pallone che gli sguscia via dalle mani. Palla persa sanguinosissima per il Sustentu. Ti scarico su Elia sulla destra che non ci stava, però mi è sembrata anche un'infrazione di passi nel recuperare la palla e poi rifar partire la transizione dell'Esperia. Poi insomma un errore di controllo di Elia che ci sta soprattutto in un momento così concitato del match. Guardo le panchine, ma al momento tutti e due coach giocano ovviamente con questi quintetti. Ti chiedo, secondo te come può reagire il Sustentu, che è stato in vantaggio praticamente per tutta la partita, ha perso la testa dell'incontro proprio nei minuti finali, sfruttando la ciambella di salvataggio che è gara 3, che gli può dare quella serenità per giocare questi ultimi 70 secondi con tranquillità, magari facendo arrivare la palla nelle mani di Nicola Elia. Uno a caso, così ha dimostrato di non essere freddo nei finali di partita. Attacca l'Esperia, pallone rimesso in gioco, Musiu dal palleggio, fischio arbitrale, fallo in attacco di Pedrazzini, è il quinto personale di Maurizio Pedrazzini che esce dalla partita. L'inerzia della gara sembrava completamente nelle mani della formazione granata. Adesso non dico che cambi tutto, insomma, però cambia molto senza Pedrazzini. Sì, intanto il gesto, chiedo ad Alberto Tossini di andare a prendere le immagini. Maurizio Pedrazzini non c'è labiale, ma il gesto è eloquente, un sei pazzo, questo sembra il gesto di Pedrazzini. Bravo, però è freddo a uscire senza nessuna protesta, perché un tecnico in questo momento significa praticamente condannare. Eccolo qua, però ancora l'immagine di Pedrazzini. Dicevo, un tecnico adesso significa praticamente regalare la sconfitta ai compagni di squadra. 46 anni Maurizio Pedrazzini, ancora dominatore sui parquet del campionato di Serie C Silver. Quello commesso in precedenza era il quinto fallo della sua partita, dunque deve lasciare la contesa il giocatore capitano tra l'altro dell'Esperia Cagliari. Qui il blocco di Fois, tiro da 3 punti poi di Pilo, airball anche da parte di Pilo, Putignano duro su Gianmarco Fois, fallo di Putignano ed è quinto anche per Putignano. Davvero sta succedendo di tutto, ha perso un po' di lucidità Putignano, che è andato a sbracciare un po' troppo su Gianmarco Fois, che in questo genere di situazioni è molto bravo, se vogliamo anche a far innervosire l'avversario. Paradossalmente io adesso azzardo questa cosa, però l'uscita di Putignano e Pedrazzini ributterà dentro i giovanissimi di Casa Esperia, che poi erano quelli che avevano rimesso in piedi la partita. Vedremo come gestirà questo finale coach Roberto Fioretto, con Spampinato come unico lungo, se vogliamo. Spampinato peraltro è prevalentemente un giocatore esterno, per cui situazione è tutta da scoprire in Casa Esperia, con un quintetto gioco forza basso. Coach Marco Sassaro decide di parlare un pochino con i suoi ragazzi. Roberto Fioretto dall'altra parte davvero furente in panchina. Riepiloghiamo un pochino la situazione: +1 Esperia, 53-52 il punteggio, 49 secondi al termine del match e time out in campo. In campo le squadre, 49 secondi ancora da giocare qui al Pala Esperia di Cagliari, tutto ancora da decidere. Quinto fallo per Putignano, quinto fallo per Pedrazzini. Esperia praticamente senza lunghi, e Sustentu che prova ad approfittarne. Allora Sustentu sotto di una lunghezza sul 53-52, rimessa dal fondo, di cui si andrà a incaricare Mirko Pilo per
il Sustentu. C'è ancora da attendere prima della ripresa del gioco. Coach Roberto Fioretto getterà nella mischia ancora Paolo Limbardi, uscirà invece il giovanissimo Daniel Orru, la cui prestazione, insomma, abbiamo sottolineato, prestazione importante con un canestro, una tripla decisiva fino a questo momento. Tanto è tutto pronto per la ripresa del gioco con Mirko Pilo che va a servire Nicola Elia, fronteggiato da Francesco Vaccargiu. Il taglio dentro da parte di Fabio Villani, chiama vicino a sé Nicola Elia, Gianmarco Fois. Nicola Elia che poi tenta uno scarico, intercettato però da parte della difesa dell'Esperia. Esperia che può tornare dall'altra parte con Francesco Vaccargiu, la palla per Andrea Spampinato e poi il passaggio consegnato all'indirizzo di Francesco Musiu. Ancora Musiu con un accenno di spinta all'indirizzo di Mirko Pilo che provava a accentuare anche il contatto. Ancora Vaccargiu a tenere lì il pallone. Salone da 3 punti per l'Esperia, a segno Matteo Salone a 14 secondi dal termine. Il canestro del +4 Esperia, esplode il pubblico di casa. Time out chiamato da coach Marco Sassaro. Secondi al termine, rimessa dal lato per il Sustentu con Fabio Villani. Tenta il tutto per tutto, la formazione sestese con Graviano che va fino in fondo e realizza il canestro del -2. 10 secondi al termine, fischio arbitrale e altro time out in campo. Rimessa in attacco per l'Esperia, si smarca Musiu, riceve Vaccargiu che prova ad andare fino in fondo, fermato dal fallo che dovrebbe essere stato commesso da Gianmarco Fois e, se non sbaglio, ed è così, quinto fallo personale anche da parte di Gianmarco Fois che deve abbandonare il campo a 7 secondi dal termine, mentre ci saranno 2 liberi per Francesco Vaccargiu che è già pronto in lunetta. Ancora coach Roberto Fioretto che dà indicazione in particolare, anzi non ci sono liberi per Vaccargiu, quarto fallo di squadra per i Pirati e dunque non c'è ancora il bonus. Rimesso dal fondo il pallone all'indirizzo di Musiu che vuole far scorrere il cronometro, fallo e palla persa da parte dell'Esperia con l'infrazione di campo. Dalla mia prospettiva non era semplice leggere questa palla persa, infatti ho raggiunto il parquet per raccontarvi poi le dichiarazioni, per raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti a caldo. Palla persa dunque dall'Esperia. Graviano prova ad andare fino in fondo, non c'è fallo però secondo gli arbitri, allora finisce qui il verdetto. È rimandato a gara 3, l'Esperia batte il Sustentu Sestu con il punteggio di 56-54. Mauro Graviano
guarda in cagnesco il direttore di gara, non c'era il fallo e allora, come detto, l'Esperia con una reazione di orgoglio nel finale riesce a guadagnarsi la bella. E ora sono in campo, andrò a cercare coach Roberto Fioretto per le dichiarazioni a caldo. C'è Andrea Spampinato. Allora con Andrea Spampinato andiamo a rileggere questa partita. Avevate subito la rimonta nel finale in gara 1, quest'oggi la rimonta l'avete messa in piedi voi, dimostrando gran cuore. Sì, assolutamente, abbiamo giocato questa gara 2 sicuramente su ritmi diversi rispetto a gara 1. Avevamo il dente avvelenato dopo aver buttato comunque gara 1, perché secondo me è stata opera nostra. Adesso ci giochiamo gara 3 con una squadra che comunque sta dimostrando di essere forte e niente. C'era grande stanchezza quest'oggi, del resto il punteggio parla chiaro, avevate chiuso con percentuali altissime gara 1, quest'oggi insomma le gambe si sono rivelate pesanti. Sì, come tutti i playoff, giocando ogni 2 giorni diventa tosta. Si gioca sempre sul filo del rasoio e diventa la tattica importante, non più il talento, queste cose. Conta la squadra, vince la squadra. Adesso si torna di nuovo al Palamellano, un campo a te molto caro dove ritroverai tanti amici che ti hanno applaudito peraltro in gara 1. Qui sarà, ci immaginiamo, un'altra bella partita. Loro sono sempre fantastici nei miei confronti. Io ho passato 2 anni meravigliosi lì. Si sono dimostrati veramente grandi anche nei miei confronti da avversario. E niente, vado a festeggiare. Vai a festeggiare, te lo sei meritato Andrea. E allora andiamo a cercare anche qualcuno dei protagonisti, forse Fabio Villani, capitano del Sustentu. C'è grande rabbia per come è andata a finire questa partita, aver detto rimandato a gara 3, una partita che si è giocata sul filo del rasoio, così come gara 1 stavolta è andata male, insomma non c'è da fare drammi, adesso la bella stabilirà chi sarà il campione regionale. Sì, hai ragione, nessun dramma, partita equilibrata. L'altra volta siamo stati più bravi noi nel finale, questa volta sono stati più bravi loro. Andiamo a gara 3, non abbiamo nessun problema, ci siamo, un po' di stanchezza, adesso recuperiamo e daremo battaglia in gara 3, nessun problema. La partita è stata, se vogliamo, il contrario di quello che era stato in gara 1, cioè il vantaggio da parte vostra per larghi tratti della gara, poi nel finale quelle triple dell'Esperia vi hanno fatto male, non siete più riusciti a ritrovare la testa. Sì, l'analisi è giustissima, sono stati bravi loro a fare canestro da 3 punti, però abbiamo sbagliato noi le scelte che ci eravamo detti di fare, quindi bravi loro, ma qualche errore è nostro, che ci può stare perché con la stanchezza, un giorno di riposo ci sta, la testa un po' è stanca, adesso abbiamo più tempo per recuperare. Io sono fiducioso, nel senso conosco la squadra, so che sicuramente darà battaglia e non ci saranno problemi. Parola del capitano, grazie a Fabio Villani. E allora vado a cercare coach Roberto Fioretto, direi a questo punto. Vediamo se ci può raggiungere coach Roberto Fioretto per una battuta in diretta. Coach si concede ai nostri microfoni, immagino ben più soddisfatto rispetto a domenica. Dicevo, sia con Spampinato che con Villani il film è stato praticamente l'inverso rispetto a quello di domenica, perché stavolta i protagonisti della rimonta siete stati voi. Sì, certo, loro avevano meno punti di differenza rispetto a quanti avessimo noi domenica, però abbiamo fatto una bella rimonta, anche noi siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, grande soddisfazione. Salone o Ru decisivi nel finale, ti chiedo se te l'aspettavi. Beh, Salone non ha iniziato benissimo, mi aspettavo che uscisse prima o poi. Daniel è un ragazzino su cui noi crediamo molto, l'ho buttato in campo nella convinzione che potesse far bene, ha fatto benissimo, è stato molto bravo. Invece Pedrazzini, immagino tu abbia provato a tenerlo a riposo, visto l'infortunio, non ce l'hai fatta, è impossibile probabilmente convincerlo a stare lontano dal campo. No, a parte quello, poi purtroppo ci è mancato anche Nanni all'ultimo momento, quindi era quasi impossibile tenerlo fuori. Lui è stato stoico, veramente si è sacrificato per la squadra, spero che non abbia peggiorato tantissimo la sua situazione, però è stato veramente bravissimo, a lui come tutti gli altri, devo dire la verità. Una partita condizionata dalla stanchezza,
come era prevedibile. Peraltro dobbiamo aspettarci una gara 3 ancora su ritmi più bassi, oppure pensi che si potrà insomma recuperare un pochino meglio l'energia? Ma vabbè, qualche giorno in più c'è, certo incomincia a fare molto caldo, sicuramente le energie stanno piano piano finendo, però insomma, penso che recupereremo, non penso che andremo meno di quanto siamo andati oggi. Grazie mille a coach Roberto Fioretto, complimenti per il successo. Vediamo nella panchina del Sustentu se c'è qualcuno che vuole parlare. Chiedo se coach Marco Sassaro vuole concederci due battute. Ci avviciniamo verso il centro del campo, coach. Ti ripropongo insomma lo stesso tema che ho proposto anche agli altri protagonisti che ho intervistato. È stato l'inverso di gara 1, siete stati avanti per larghissimi tratti e avete subito la rimonta nel finale. Chiedo cosa è mancato, magari un pizzico di cattiveria in più in certi momenti per chiudere e dare uno strappo decisivo alla partita. No, intanto non abbiamo certo dato lo strappo che all'andata in gara 1 c'era stato inferto dalle Spedia. Abbiamo sempre giocato con un vantaggio che oscillava fra i 7 e i 10 punti e non è un capitale così profondo da poter pensare di poter andare avanti tutta la partita. Penso che ci sia stato un momento della partita, cioè io credo che noi per 35 minuti abbiamo fatto una partita di assoluto rispetto, cioè nel senso che avevamo veramente un bel atteggiamento, abbiamo fatto delle buone cose difensive, trovavamo anche delle corrette letture in attacco. Detto questo, è ovvio che c'è l'avversario che è un avversario che ha veramente delle grossissime qualità e le ha messe in campo nel momento migliore. Noi siamo calati, ci siamo ostinati a delle soluzioni che non erano certo le soluzioni migliori in quel frangente e niente, si va a gara 3 come secondo me è giusto che sia in questa sfida, perché per quello che hanno fatto vedere le squadre in questi 90 minuti di gioco mi sembra che la degna conclusione sia quella di vedere gara 3. Non posso permettermi di parlare di addolorarmi più di tanto, perché se lo faccio io oggi cosa avrebbero dovuto fare loro l'altro giorno. Certo che sull'1-0 è una situazione, come dire, apparecchiata per portare via la serie, c'è del rammarico, però è giusto così, va bene così, non trovo molte, sappiamo sicuramente ci sono molte cose su cui dobbiamo lavorare, questo è inevitabile. Però ha meditato, nel finale sicuramente ha meditato, l'avevamo fatto noi l'altro giorno di meditare solamente o comunque arrivare al finale a meditare la vittoria, e qui mi sembra che non ci sia niente da aggiungere. Ho visto un pizzico di nervosismo nel finale, Mauro Graviano voleva un fallo che non è arrivato, insomma come leggi quella situazione? No, leggo semplicemente che saremmo potuti essere in vantaggio, con un vantaggio un po' più consistente negli ultimi minuti. Quando arrivi in quella maniera, cioè dopo recriminare su un conto, non lo so, una cosa è certa, l'altro giorno c'è stata una partita con un certo tipo di valenza e oggi ne ho vista una di un tipo completamente diverso. È stato utilizzato un metro arbitrale l'altro giorno di un tipo che ha favorito anche lo spettacolo, oggi questo non c'è stato. Chiaramente questo cambiamento le squadre devono essere brave a registrarlo, a capire come infilarcisi. Però, ripeto, sono due partite veramente sul filo dell'equilibrio, non vince una, vince l'altra, mi sembra che siano veramente due squadre legate veramente da un filo divisorio veramente molto sottile. Secondo te cosa potrà far saltare questo equilibrio alla fine in gara 3? C'è un aspetto che secondo te potrebbe rivelarsi decisivo? Se noi aggiungiamo alle cose buone che abbiamo fatto quest'oggi, e a questo punto chiaramente questo di oggi per me è un prolungamento della seconda parte della partita di domenica, se noi aggiungiamo a quello un pizzico di energia in più e riusciamo a produrre quel tipo di sforzo un po' più a lungo, possiamo dire la nostra, ma allo stesso tempo ci sono tutte le capacità dell'Espedia che proverà ovviamente a portarsi la serie a casa. Niente, torniamo a Sesto in un palazzetto
free, open a tutti, no? Aperto a tutti, e torniamo per giocare un'altra partita di questa serie che sembra veramente infinita. Io penso che ci aspetterà un'altra bella battaglia interessante. Grazie mille allora coach Marco Sassaro. Vado a chiudere questa diretta dal Pala Esperia di Cagliari. Vi ricordo che l'Esperia Cagliari ha battuto il Sustentus Sestu con il punteggio di 56-54, portando alla bella la finale del campionato di Serie C Silver. Io ringrazio intanto Alberto Tosini che ha curato le immagini e la parte tecnica di questa partita. Ringrazio anche Mauro Farris che ha curato invece assieme a me la telecronaca. Vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport